Benvenuti, oggi è martedì 10 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.03 e tramonta alle 16.42. La luna si leva alle 13.10 e cala all'1.13. Oggi si celebra San Cesare. Il nome Cesare ha origine etrusca e significa grande. Acquista importanza grazie al celebre Giulio Cesare. Oggi, 10 dicembre, si festeggia la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Tale celebrazione venne istituita nel 1950 a seguito dell'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948 da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU. La dichiarazione, disponibile in oltre 500 lingue, è un documento epocale che dichiara i diritti inalienabili che tutti possiedono in quanto esseri umani, senza distinzioni di razza, colore, religione, sesso, lingua, origine, nascita o opinioni di alcun genere. Si tratta di valori senza tempo ed è per questo che è necessario continuare a lottare affinché vengano applicati nel quotidiano. Ogni gruppo vulnerabile ha il diritto di essere difeso e questo deve essere fatto da ognuno di noi. Auguri all'attore Kenneth Branagh, che compie 64 anni. Dopo una formazione teatrale recita in film come Assassinio sull'Orient Express e Harry Potter e la Camera dei Segreti. Lo scorso anno ha ripreso nuovamente i panni di Hercule Poirot in Assassinio a Venezia e sempre nel 2023 è apparso nel colossal storico Oppenheimer. Festeggia 38 anni Wanda Nara, regina dei social. Nata a Buenos Aires, diventa famosa in Italia per le sue relazioni con i calciatori, prima Maxi Lopez, poi Icardi, del quale è diventata procuratrice sportiva e con cui ha avuto 2 figlie. Ha partecipato a Ballando con le Stelle, dimostrando un grandissimo talento. E infine auguri alla showgirl Alessia Fabiani, che festeggia 48 anni. Dopo aver partecipato come letterina nello show Passaparola, condotto da Gerry Scotti, si avvicina al teatro e recita in diverse commedie. Il 10 dicembre 1847 avviene il debutto pubblico del Canto degli Italiani, che circa 100 anni dopo diventa l'inno della Repubblica Italiana. Il canto, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, viene popolarmente chiamato Inno di Mameli o Fratelli d'Italia. Una curiosità: le parole dell'attuale inno nazionale sono solo una parte del poema scritto da Mameli. Ma sapete perché si chiudono gli occhi quando si starnutisce? Questo processo si innesca in modo automatico per protezione. Infatti, quando si starnutisce, l'aria esce dal naso con una velocità di 160 km all'ora, generando una pressione non indifferente. Chiudendo quindi gli occhi si evita che questa esplosione possa danneggiare i dotti lacrimali, cioè i canali in cui scorrono le lacrime che mettono in comunicazione occhi e naso. Buongiorno ai 12, oggi Luna in Ariete, riparte il ciclo zodiacale, una nuova fioritura di emozioni e di forza. Vediamo i 12. Ariete, la Luna oggi ospita nei vostri gradi e il sentimento vi pervade. Oggi potete di tutto, siete convincenti, carismatici, affascinanti e trascinatori. Tra l'altro la Luna si connette al vostro Marte un po' in panne, il Leone in moto retrogrado, ridandovi la vigoria e il coraggio di cui solo voi siete capaci nello zodiaco Toro. È una Luna un po' pensierosa quella di oggi, una Luna che vi fa valutare prospettive pro e contro. Anche in amore forse avreste bisogno di qualcosa di rassicurante, proprio perché Venere, un po' un'nemica dalla sua quadratura in Acquario, tenderebbe a mettervi un po' in crisi con il partner. Gemelli, giornata oggi con una luna molto amica, coinvolgente e che vi dà modo di estendere le vostre relazioni in senso amicale e di gruppo, anche se non capirete bene i fini o i movimenti di qualcuno.
agirete comunque secondo il vostro criterio, dando prova di una grande acume e di una grande intelligenza. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che prevede la vostra luna in quadratura, il che renderà difficile un po' il fluire delle emozioni, proprio perché qualcosa vi costringe un po' al lavoro e vi fa pensare a delle scadenze che incombono un po'. Eppure è tempo di prendere delle decisioni forti e con la vostra morbidezza e dolcezza riuscirete sicuramente a capire cosa che fa più per voi. Leone, giornata oggi con una splendida luna di trigono che riattiva un po' quel Marte un po' spento, anche Mercurio ce la mette tutta, ma sono entrambi retrogradi. Oggi dovete stare bene attenti a come esprimere le emozioni, perché potreste risultare troppo freddi o troppo distaccati o troppo veementi e a volte un po' bruschi, quindi modulate un po' le pulsioni. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede la fine dell'opposizione della Luna, è tutto un po' più stabile umoralmente quindi, ma la quadratura del Sole vi fa avvertire una certa stanchezza. Intanto Saturno e la sua opposizione vi ricordano di alcune scadenze lavorative in cui comunque state dando il massimo e siete finalmente riusciti a mettere i puntini sulle i sui ruoli, le competenze e le responsabilità. Bilancia, giornata oggi che prevede la Luna in opposizione. La Luna vi vuole ricordare in questa posizione di essere un po' più morbidi, di non essere troppo rigidi e di non guardare solo il vostro punto di valutazione, soprattutto in famiglia, tra fratelli e parenti, sarà necessario pacificarsi su qualche questione un po' tesa. Scorpione, giornata oggi che prevede una luna un po' distante da voi dopo avervi corroborato ieri, oggi pretende di essere un pochino più misteriosa, più affascinante, anche di farvi pensare a qualcosa di amministrativo e tecnico per il futuro. Oggi sarete allietati da una sorpresa che arriva da una persona che non sentivate o vedevate da tempo. Sagittario, giornata oggi molto interessante con una splendida luna di trigono che riattiva un po' Mercurio e che dà forza al vostro Sole. Quindi oggi sono le emozioni protagoniste e anche i sentimenti, per cui dopo aver discusso e aver chiarito tutta una serie di faccende riguardo a voi e al rispetto che vi si deve, oggi potete buttarvi tra le braccia della passione. Capricorno, una luna di quadratura oggi che vi fa avere sempre qualche sospetto in più. Probabilmente nel luogo familiare o nel luogo lavorativo c'è qualcosa che non va. A volte vorreste pensare di ottimizzare proprio tutto, ma non si può sempre fare come in azienda. I sentimenti per loro natura non sono ragionamenti. Acquario, giornata molto bella oggi visto che la luna riattiva proprio la comunicazione in accordo con la bella Venere, stimolando il vostro protone, quindi fantasia, parlare di dialoghi che hanno a che fare col futuro, con i vostri progetti, sarà tutto molto bello. Fascino in crescita, piacete proprio a tutti per adesso. Pesci, giornata oggi che parla di economia, di finanza, di prospettive lavorative e sempre di quella valutazione tra pro e contro per le proposte nuove che per adesso aleggia nell'aria. Cercate di chiedere consiglio al partner, una buona prospettiva sarà la chiave di un successo prossimo venturo. A Londra compare il primo semaforo della storia. L'inventore è l'ingegnere inglese John Knight. Si tratta di un'innovazione resa necessaria dal traffico creato da carrozze, nuove auto e pedoni. La prima installazione risale al 10 dicembre 1868 e il semaforo venne posto nelle vicinanze della piazza del Parlamento di Westminster. Il dispositivo consiste di un palo con due lampade a gas di colore rosso e verde, azionato manualmente. Spesso sentiamo il medico dirci «sei sano come un pesce», che è strano, no? Ma i pesci sono sani? Comunque gli inglesi hanno una frase altrettanto curiosa, fit as a fiddle, che tradotto significa «sei sano come un violino». Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. L'amata di oggi è la poetessa Emily Dickinson.
rinuncia alla dimensione sociale, vive nella sua stanza e non oltrepassa mai i confini del giardino della casa di famiglia. In seguito si consacra completamente alla poesia, vestendosi solo di bianco in segno di purezza. Ci salutiamo con la frase del giorno. Noi non diventiamo vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. Ed ogni giorno è l'appuntamento che abbiamo, per cui sono felice di aggiornarvi sempre con nuove curiosità, modi di dire e avvenimenti del passato con il nostro almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.